Questa vaina è stata fatta con s'aggiudo della regione sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros, un bello saluto a vosatrus che siete seguendo questo atto più nuovo dedicato tutto a su ballo sardo, su ballo commente ricchezza manna della terra nostra, è un arrastos d'ogni gira cercando di entrare in maniera vunguta a intre questa bella vaina dei sardus, come un testo su ballo, ita estetica, l'estetica si importo possa la società di sarda, dunque con arrastos e con un amico nostro che vengono su in noi a in questo bel apposento, in questo studio televisivo della radio e televisione sarda e con testimonias che arrivano da ora se devo ascoltare in pari. E dunque un saluto a vosatrus e un saluto ai amici che vengono arrivare subito in noi a si contare della ricchezza manna, di questo luogo della terra nostra. Poi ad ogni gita andavo in circa di un luogo della Sardegna e questa gita si usa in sa bravaggia de Ollollai, dunque sa tutta questa zona che tiene a ricchezza mannas, de ballo, de canto a tenore, de tradizioni de su grannovali, medas cosas che io sapogai a pillo in questa puntata. Cominciamo a questionare con Michele Lavra, dunque grazie a isso che è venuto a sagattare de Gavoi, teneu su un amico mannu de sa radio televisione sarda, poi tadeu a topiao medas bortas in altre trasmissioni, de Orgosolo, Franco Corrias, come suonatori de tumba, ma canto a tenore, operatori culturali, poi un'ai dessa comunità di orgolesa. Deu torru grazie a Michelina Mulas, grazie a po' si contai de onne e dunque a quest'altra bidda manna de importu mannu dessa terra nostra, a ricchezza e tradizioni. Torrao su Tobiai Andrea Locci, che ha descritto questo libro, ha fatto una bella gicca a pizzo delle tradizioni nostre, e dunque sa raccontai uno scanto cosa di questo mondo de subballo. E poi andavo a Ande Patrizia Gungui, dunque andavo a Mamuciata, e in questa bidda sa raccontai dei suoi grannovali, sa raccontai dei ballus, sa raccontai dei tradotto su seridi, oi e tutto in Mamuciata. Poi tenevo sa possibilità di conoscere meglio su sa comunità di Ollollai, grazie a Riccardo Soro, il suo pure animatore culturali, musicista, un montone di cose, sa comunità cosa sua. Cristiano Cani mi pare che già ad ogni gira se sono pari e si conta da sempre cose a pizzo della cicca che ha fatto isso, della scuola del ballo, dunque de castiamo su come intessa faina de oi a pizze sul mondo del subballo. E poi do mera grazia, se te ponete a veritare, potete far precedere de meta che non sbiemo su con Rosella Mattu, grazie alla vostra partecipazione. E dunque con Rosella andavo proprio in Ovodda, dunque un'altra bidda di questa zona di sa Bravagia, e mi piace di subito a fare una cosa, sicuramente Rosella este de questa vita de Ovodda sa sorri de un amico mannu che ha fatto un medas cosa su ballo sardo in Sardegna, e forse si può aprire un porta a Deo domando a zaccarra in mano su questa bolla ricordare a Piero Matto. Un omine de importo mannumera, un omine. Poi tenni sono, su voi se seguiu puntadas de scena passadas, ogni volta noi andiamo a scrucullare, andiamo a conoscere, andiamo a sapere come è su passo del ballo oi. E Santa Giudai uno scanto sonatorisi, e a cominciare proprio con Ovodda e Giovanni Mattu, figlio di Piero, c'è stata questa famiglia di Piero in noi. Poi Alice Ladu, mi piace che è una giovanetta suonatora de sonu, de organitto, dunque sa de Mamuciata, e poi Michelino Carta de
fonne, come con l'inugarta e usentenni sa tumba, dunque armonica bocca, ma andeusa chistionai, con issu e con Franco Corrias, de questo zonu de importo, de vari cose proprio de sa bravagia. E poi invece se gustavatti de s'apposento andauso in Gavoi, emus attenni sonus de Gavoi, dotto vosatros che seis appassionaus de ballo su sciesi a Gavoi. C'è proprio un gruppo de solo ben stabilizzato de meda e vunt in 5 e dunque ci adessi sa organittu de Mirko Ibba su Pipiolu de Marco Soru e usandai innanzi su Tumbarino mica può rimancare su Tumbarino de Nicola Costeri, Triangolo ad Assonai Pierpaolo Lavra e Sabogi invece se cusa de Daniele Soru e poi usattenni coppia sa voita come Zappunau andauso a Viri, come su Vassu, come vanti a Baddai oi in prazza, prosa presto che in su Valcu. E mammuiata c'è Agostino Mele, giovaneddu presidente de Sassozio, poi ad Aballai Agostino con Eleonora Alladu, poi Ollollai Deneuso Stefano Soro con Sandra Cottu e Caterina Bussu, mentre se sa coppia de Ovodda esti Silvia Mattu, dunque sono un'altra villa de Piero, Chiara Ballai con Fabio Laica, conoscevo bene in questo mondo del folclore, con Fabio, isso bene, meda appassionato ai conoscitori de meda scosas. Sa coppia de Gavoi esti con Michele Lavra, che ad Achistionai e si sposta a Gustavatti Ballai, in pari a Sarallai e Valentina Costeri. Con Fonne o Onne e Osatenni Gianluca Cugusi, con Francesca Balmas e Elisa Duras. Dunque, questa esti sa puntata de oi, meda scosas, come te viu, ma prima di cominciare a regionai e intendi, amigos che conti vengono su noi, mi ha da pragi intrai proprio in sa puntata de oi e dunque ma volli biri impari a vosatros ittannao proprio a pizza e su ballo de questa zona de sa Sardegna a un dicesti su questo cambio de basso de zonu de ritmo de su ballo serio che si passa da su ballo lestro si importa umano de su gricco che balla sa comunità tutte queste cose sa su professore Bacchisio Bandino d'ogni gira si conta da queste cose de importo umano e noi con precedimento da ascoltare soi pure. Su ballo serio, a me piace mettere su ballo serio, è un ballo regale. Come te su corpo il ballare su serio, è scontrollato, sentito e controllato. So gioco sono a pompianne, su centro e su ballo e sul ballerino a saterale e su pirchino. È regale, su ballo torrato, su passo torrato. È un ritmo sentito, sereno, galano. Quando su corpo comincia a si cantare e entra in un altro sentito, in un altro l'imbazzo del suo corpo, il matessi, ecco su ballo a Sanugoresa, a Munnoisi, ecco su ballo lesto. E canno cussu poesia che ta cantare, è bello questo verbo, su corpo che cantata, sa occhio del suo tenore che comincia a cantare, è il riscaldarsi del corpo. E tanto ecco su dillo è un ballo che tu non lo controlla sposo. Dilliriare, sei dillirioso. Namo su, ballando su dillo, mi ha san callorica che renare schi, sanca matessi noi spur regolare, se la sei sorzicanne, su corpo in trance, namo noi, in trance, in italiano o in francese, che sia. Ecco, questo è scomento un mezzorare, dai su serio, a su ballo lesto, a su dillo,
e sono sentito che starzianne, che scaentanne, inizia a si manifestare questa forma, con ritma, più moderna, più bella, come ti piace togliere, che viviamo in una società che è sempre scurrenne. So dillo forse, forse piace, so che piace di più a gente. Però a me, caro, mi resta questa bellezza passata e regale di su ballo serio. Da chi sono bambino, quando si narra questa cosa, si va a pensare subito a Enrichesa Manna Cadeneo, su Patrizia, e a Remonao, su Passo Torrao. In tutto Dala della Sardegna e in sa bravagia vostra si balla su Passo Torrao. Ma o si intende, la moda di ballare, è scommetti nara su professore o è cambiata qualche cosa? No, su Passo Torrao a Samo Moiadina si balla galuoie a sa seria. E sono ballo prantau e si balla da sa seria. Tene momentos puru prus alligros, e noi muttimus in strada, però è comunque un ballo serio. È comunque un ballo serio. Un ballo serio che diventa sa festa de sa danza. In Ollollai e stai ciposato su Riccardo e i postum pari. Noi voglio domandare proprio questa cosa, in 40 anni su già che si conosce, non ti avevo mai domandata, ma questa cosa di su ballo tundu che diventa danza, e dunque sa tutto un pari tundu è in danza, è una cosa che è fatto esatto su povoni impari ballo su in su palco, o è una cosa che si fa da già in prazza e usato se portao in su palco cosa che si fa da in prazza? O meglio, un prazza si fa prima su ballo serio, su ballo tundu e poi su ballo a danza, o via tutto un pari come ti fate posato? Praticamente sei a tutto pari. Come si dice, in piazza sia di su parco non cambia nulla, si parte a passo, anda da brinco, poi si indassa, poi si torna da passo, pure in piazza, in esta, sia in un ballo in piazza, è uguale, mentre si è su gruppo, sia in piazza, infatti capita a me delle volte, quindi si vede gente i balla di piazza, e da ballare in piazza, l'abbiamo usata artiare sul palco, poi la prima volta e ha dato il ballo giusto, mentre in piazza, l'abbiamo sempre onnotugato sul ballo. Su ballo in prazza poi festasa. Quali punti festasa oi? Ita festaisi in fonne? No, in fonne esa festasa prusmannasa esa Sant'Antoni. Si balla a Sant'Antoni, a Researe, a sos martires, a Dievrores, a sos Usuvas. Cada occasione è buona per ballare. In ogni e volta poi, in questa festa c'è sempre il ballamos. E poi noi, ovviamente, Tesinada, una volta a ida, organizziamo ballos per tutta la vita. In estiu, sì. Mentre il gruppo è ballo, abbiamo ballare a tutti. In prazza? In una prazza di vita, dunque, sì. Aperto a tutto questo che ha Sì, gana, sul ballo si teneva, certo, poi vuole imparare e poi chiedi da ballare. In Ovodda è scettivo su Grannovalli o Candecchi si balla da oi, sempre non nau, su gruppo, poi ci sono in mere spettacolo, su dei gruppi sardo, su internazionali e tutto canto, ma in Ovodda, sa gente in prazza, in quali occasioni balla, o si balla da? In tutte le occasioni buone, per festa, sia da un giuvio, sia da arraseare, sia da sa che è Santo Preda, Messa Ustu, Santo Giorgi, a Sant'Antonio, però mi pare che non sia da prusu o mente a prima, stanotte si è dedicato de passi di Natale, incominciavano a sul ballo, a raseare. Questo mi donava mamma, mi donava da Mannai, poi arrivavano sul pastore di Ampidano, Calliuno, arrivava e tanto incominciavano sul ballo, non aspettavano a Sant'Antonio. A mancare a Sant'Antonio cioè, non già deva schigedda, no? Si incrasi si incrasa su 26, sa di Sant'Isteni. No, mescamente usto ando cudi a raseare corso. E tanto
andiamo che andava prima, poi che andava a cumiare, no, ballo. E poi vosaltro si non vodda, tenete questa tradizione. Ah sì, no, non puoi purtroppo. Ecco, però vosaltro tenete questa tradizione che arriva da vincere su Mecruesi e dunque è una cosa di Quando adesso. del Papa inteso che uno in Avada su arrasciare de voda este su meuri. No. Este su? Su meuri dell'es. Su meuri dell'es è Sachine. Cioè, no? tu sei Savini. È Sachine, poi cominciamo tutto a arrasciare. Però è una bella festa su mercoledì, non è la verità. Già, è una bella festa. Una bella festa macca. Ma uso certamente, però non si ballava solo a Meur dell'Essia, anzi, a Meur dell'Essia non si costumava a ballare o mentaoia ad Ambiao. Finza su 70, 80 non si ballava tutto pari e mescamente sa schemmina, no? Ballavano. Però sa schemmina sul tempo si andavano a esortare sul processo, li caivano a Don Conte, e quando che lo gettavano, quando che lo bocchiano, che lo gettavano e si stracca, caivano uno giro a ballo zoppo, non a ballo tondo, a ballo zoppo. Beh, ma voi intendi, Orgosolo, Franco, Oi, come testi sa relato con su ballo dei piccioccheddus? Come ti vundi? Come te partecipano? Come ti dubivinti? Si dubivinti o pensano già a altre cose che dunque si dobbiamo preoccupare per su tempo benidori, perché se non ballano i giovani è un danno umano. Come te questa cosa oi? Tu che sei animatore culturale, conosci bene tutte queste cose, sei un riferimento in Orgosolo per queste cose. Dobbiamo dire la verità, a noi non siamo hablando un tempo su meda buono. A me che viene in mente per una moda del Sirio Mundo Piras, andai in Meana, a Santo Salvadore. E nada, casa civilità del suo consumo, sarmente fresca casa di illuminare. È vero. Nonostante i ballo in vita agradare e partecipi di gente, insomma, però siamo attratti da altre mille cose. E sul ballo quasi quasi che rivedo come sempre una cosa ultima. Abbiamo un esempio della sesta classica. Noi sul ballo lo cominciamo a gabbare sanno e cominciando sanno, e sai stessa candelaria, andiamo a andare a suoi sposi. E in cui bella sempre non si settano a fare una sul ballo, oltre a andare per il vostro di auguri. Poi quando veniamo alla sesta, sul ballo nostro, noi è allego di Orgosolo, ma lo vivo in Attirube, che è sempre a ultimo. Intanto noi cominciamo a tardi la sesta. E quindi, noi escludiamo una parte della gente. Io si rinnovava in piazza. È vero, noi siamo in laboratorio, sono spezzino, però sul rinnovo maggiore in piazza. Se io in una piazza che comincia a 6:30, e a parte del suo popolo, siamo legati alla musica popolare, parte del suo popolo che lo so zair, andare fuori. A 6:30 va su spezzino minore e si chiede va da essere manno 70 sul minore, e quindi sono obbligato quasi che tornare al domissore a non partecipare a sesta. E te potevo fare, a giurare? Sì, non mi si deve tornare in palasa, ma io credo che sia una cosa venire soprattutto dall'assessorato alla cultura. Si deve proprio puntare intanto a tornare in orario a sesta. A sera inizia a Sardegna, a 9:30, a tutto usare fascia d'età. Se chi inizia a 6:30, poi intendo iniziare a mettere gruppo, prima va sul gruppo, sostenore, e poi va sul ballo. Sul ballo su buone volte che lo sponano a Sardegna di notte. Sardegna di notte va da una fascia d'età. Quindi, questa è una riflessione che dobbiamo fare, e noi, come soci, non lo stiamo esponendo questo problema. Ripeto, aggrada sul ballo, poi una dia abbiamo fatto un esposizione, par di essere, ponevano a terra musica, aggrada a terra musica pure, e vi ballava due persone. Ponevano un ballo sardo, o suonavano, e sul pizzino noi abbiamo suonato l'ultima esposizione abbiamo usato, e la gente va da 40 in 40 persone ballando. Quindi sono grande, meda di più da questa cosa, la gioventù spia in altre mille cose, e quindi viene a sue che cominciare non è stato tardi,
una parte de medas a vascias Giusto. de edades che la da foras. Dunque tocca da traballare in noi, e s'arrennesci da fare, poi aiutare i picciocchi, i giovani, ma la comunità di dotto a regolare meglio le cose. In Gavoi, noi tutti conosciamo, noi andiamo mille volte a Gavoi, poi a registrare, poi vivi questa esperienza su Grannovali, e mille e mille tumbarinos e sonus e tutto canto. E come te ho questa cosa? Proprio si è relato con i giovani, con questa comunità su ballo poi. Poi perché se bambino si intende a questionare delle sacralità, di una cosa di adero su di importumano mera. Ma questo quando vediamo in questa società tradizionali, poi in Gavoi, come in testa? No, per fortuna, sono giovani su me da tirare da su ballo. Non si balla solo a raseare, fortunatamente. Ma cada occasione d'esta in vita è buona su ballo. Certo, a raseare si balla, però, ripeto, per fortuna non si balla solo a raseare. Anzi, si fa differenza, si balla più in altre gestas. O zubios, o isi ambatios, o estar de compleanno, isi da sospizzinos a sus prummanos. In vita, esto un'usanza e sta barra... ripeto, questa è una cosa buona, ovviamente l'abbiamo notato da esempio, lo spizzino, per esempio, lo zubioso, lo spizzino prima tirando a fuori urrende, fino a quando non lo pia da un mano a mano e comincia a ballare. Questa è una bella cosa. Bene, io che in Gavoi è vero, c'è meda gente che si accosta a su ballo, a sa festa, ai sono, su piccioccheddu, spitticheddu pure, a sonanta tumbarino, un sonetto e tutto canto. Ma voglio intendi cosa delle storie tutto, delle tradizioni nostre, però dove dopo con Andrea e con Cristiano, poi ma voglio domandare a Riccardo, siccome ti raccontavo di questa pratica del ballo, questa faina che si fa in Ollolai, che è su ballo tundu, dunque su ballo serio, su ballo pasao, e poi a un certo punto so veridi, e dunque diventa una festa differente, un ritmo differente e diventa la danza. Si basa su precedere, si doveva ascoltare, noi domandavamo a sta coppia di Ollollai, Stefano Soro con Sandra Cotto e Caterina Bussu, si potenti bene noi in mezzo a questo bello apposento, poi si vai biri, come in su basso, poi le telecamere sanno inquadrare in meda, i spesi, in mano, su come si tenese e tutto, si adaprage a bere questa cosa. Poi girai come in tolesi, teniti bella sa magliettina adesso, gruppo ballatori, si pensa, si serve a ballatori, dunque allora mi pare che scinti balla bene tutto. A Costa Diva, guarda sul microfono, mi raccomando, Riccardo, insa castiamo con pregeri, ascoltavo su Sonu e castiamo con pregeri su ballo tundu e indassa una battigella scetti, non tutto su ballo, de Ollolai.
Grazie a Olollai, Riccardo, torna di assezzi noi con noi. E ma voglio domandare per piacere proprio a Andrea Locci, in Olollai, in sul traballo che ha fatto lui, sul libro che ha scritto proprio a pizza su folklore, a pizza delle tradizioni del suo ballo e tutto canto, ha sagattato cosa mi pare pure della Maria che ha scritto proprio di Olollai. Si da sa ricorda sa? Sì, con piacere in meta. Che mi devo permettere che stiano un vago da onde ha dentro questa informazione. Sì. Ha dentro questa informazione da un libro che ha descritto postumo Louise Orrou e è uno studio con fonte editas e fonte ineditas a pizzo del carnevale, a pizzo dei ballos e altre cose. Funti studios tesi di laurea de persone del suo territorio interessato che hanno fatto questo studio a pizzo dei festas e quindi a pizzo del suo carnevale del suo ballo. Per quanto riguarda Olollai, ha pagato queste informazioni che del suo libro di Louise Orrou, che era un'antropologa di Quartuccio, con il suo contributo delle fonti editate di Giuseppe Della Maria, che ha fatto uno studio in anni 50. E te chi è da Don Augusto Pregera Della Maria? Ha adattato queste informazioni di un ballo di Tres Biseras, che sono di questo ballo in noi è presente una maschera, appunto tre uomini, uno è vestito impera da una maschera di femmina, e altro d'uso imperanta una maschera de uomini. Uno è nominato Susennori, sa bisera de Susennori, e l'altra sa bisera de sa Merdula. Domandavo a Riccardo, ci vede ancora questa cosa o si scaresce? Questo della maschera no, questa descrizione è proprio del suo ballo, un testa sua vita, però questo della maschera, una emmina, un uomo vestito, la maschera emmina e due orde uomini. Poi e tutto non c'è proso. Cosa da una imbatteranno, appunto già i 70-80 anni a oggi, dunque no, passata su tempo. Andavo su Pago a Fonne, poi mi da praga a domandare a Michelina Mulas, posato su tenere questo passo, potevo andare in sa bravagia di Olollai, ci punti ballo su casi, ballanta un vago un dialogo, però in nonne c'è questa particolarità di su ballo e tutto canto, come io vivo in Olollai e de su dunde si indassa. Posato tenere su passe tres. Ecco, mi tu conta, Spago, come si sviluppa da questo ballo, come testi sa partecipazione dei ballatori, come testi? Allora, su ballo tres noi balliamo un uomo in due seminas. Sono kimbe pathos. Se anta tenore o antavo e sola su ses pathos, di minda dune prus. Somine per sa seminas, accinna su ballu, si ha sa battuta, poi si ha sa trovea, sa battuta e poi siete da ballo voau. Ballo voau te vuole narrare, e via tu ballo. E no, e si via abilità de su ballerino, de estas ballerinas. E basta. Sa battuta un'ala, sa battuta zattera, girano tra seminas, tutto tutto su ballo. Questo ballo che vadesi in Fonne, passa tre saici come tu vadesi in Fonne, si va in altro luogo? No. Noi teniamo questo ballo nostro, nessuno balla da anta de sonada su ballo de onne e noi non abbiamo ballo de altre vidas. Cristiano, in scuola di ballo, posato tu hai una cosa bella l'altra volta in un'altra puntata, che posato non imparai si scetti spasso su dei ballo, ma sa cultura è tutto de cada bidda che ponesi a pillo. Te capitau de tenni persona che volienta imparare su ballo de vonne, tu fadeisi o s'altros? Du fareuso, no, ci provavo. Magari non in prazza a Fonne. Ma era amico so bene in Castello o
studiante in Castello, venite a badai andaus nous, quindi in prazzas o in scolas, e si va in tibiri, su ballo cosa in sor. Poi volevo dire una cosa, poi in prazzas c'è una trasformazione importante, poi abbiamo una regionalizzazione dei ballos. In ogni bida, in questo tempo passato, si va da sul ballo della bida, poi no, poi abbiamo che in questa bida si va in meras ballos di altra bida spuro, salvo eccezioni. Poi infatti ma volevo domandare, in forne come intessi, balla tarotto ballo su o scetti su... No, noi balliamo su deonne, ballano su ballo deonne, poi a bortas per nos divertire possiamo usare un ballo di un'altra vita, però in forne abbiamo spoderato questa tradizione deonne. Ecco, questa cosa che intendi tu, c'è anche un luogo particolare di Sardegna, un di succedi, dove? Allora, in mera bidas de Sardegna succede che si va in Tobios de Ballos, dove mera gente bandas de altra bidas. E gli etnomusicologi si narrano a noi migranti coreutici. Anda bene, voi fatesi andare da bida in bida, poi fai questo. Su ballo poi si bragili. Anda bene, si firma poco poco poi devo ma poi entrare proprio in tengo questa bella aggrosità di desamostai su basso de fonne, su asse tresi, questo è un ballo di adero, è un nodo in portumanno e domando su pregeri. Tanti a Michelino si può dire accostai già sonai Michelino Carta su sono, dovevo passare noi innanzi a stare le camere. Ecco, fatto di aici. E dunque, proprio alzanza pedana. E domandavo pure su pregeri a sa coppia che da ballai con Gianluca Cucusi, che tiene due femmine, come te un nao, come te nao Michelina, con Sofia Meloni e Francesca Palmas. Si domandò su questo pregeri poi, con Michelino usa intendi su sono de sa tumba, poi usa regionale, ma sa contare pure del suo libro che ha fatto lui, però usa a questionare dopo che ha fatto ballare sa coppia.
Bene, bene. E dunque è bella questa possibilità che se donato di comprendi meglio su Passe Tresi. Si potete tornare a Sezzi, e ma voglio andare a Michelino Carta, poeta, te ma voglio domandare due cose, sapete sul libro che hai scritto tu e tu mi donato sul microfono, dunque Michelino Carta ha scritto un libro che è un metodo praticamente teorico e pratico un po' su suono, la tromba, la armonica bocca, suonare musica popolare. Questo è sul libro che ha scritto Michelino. Contami questa relato cosa tua e ta gica fatto a pizza su sonetto a bocca. Questo è un libro che ho scritto, per voluto scrivere, per mandare a innanzi la tradizione nostra, sa. Un libro sopra Thorgonittos, l'armonica la mettiamo su Thorgonittos. In fondo questa tradizione del suonare a Thorgonittos, ora in mezza semina si suonavano. Ha fatto un studio di questa semina si suonavano in fonne, e in mezza, e a lui sono in semina, si suonano, e onnoso de cantannos, novantennes, e suonano a lui, lo sapintesos. Questa passione Vudi è una passione manna e questa passione la voglio trasmettere non solo tramite questo libro ma fino a tramite l'Accademia di musica sarda e a parte. Quindi è uno... Dove è che fate questa Accademia di musica sarda? Come? Questa Accademia di musica sarda, dove è? Este in Mogoro, este un'associazione di Sadomu Sarda, Sinada, e mandata innanzi su un progetto dell'Accademia di musica sarda. Bene, Michelino, io pubblico che poi ha fatto altre cose pure su Granovali de Onne, tutte queste cose a pizzo e sapete cosa tua. Io ti do grazie, ma voglio intendi pure a Franco Corrias, proprio a pizzo questo strumento musicale, che lui si è resa a tumba, no? E poi tromba. Può dire una cosa, in tanti questo strumento musicale che è organologicamente un aerofono ad ancia libera, è un strumento musicale che nasce in Europa, nasce in Germania, a Trossinger, e in su 1823 proprio Christian Messner ha presentato su brevetto di questo suono. Ci punti boffi su uno scanto rintanno, su un 57, Honer da ripicare questo progetto e ha portato questo suono, questa tromba, questo suono a bocca in tutto il suo mondo. E in Sardegna pure è usato bene, meda bene. A undi in particolare, Franco, si suona a bocca? In Bidda si abbistanno un po' di storia. Dopo su Antatenore si sta a tromba in Ramonnosi. Infatti sì, oggi va piccino bravo spuro, ci sono una sorganeddo, però la tromba tu è dai gente da bizza, sono sa tromba, va una risposta, però non più per una risposta buona, però va più sempre gente diffusa, ecco, è un fruite, credo che si abbina comunque. Beh, intanto si praticitati questo strumento. È una cosa che costa poco, è una cosa che si può imparare all'estero a suonare, a sapere l'impero della tumba. Certo, come ti ho detto, questi strumenti tocca a te su dono del Deus, prima di tutto, e poi tocca a studiare. Però rispetto ad altri strumenti musicali, si mancai è più facile, no? È più facile viene all'aereo. Una tromba oggi costa intero, è un esempio, non costa manco intero, però più o meno siamo in Ive, un organello che supera su 1000 IMBE, 1600, insomma, o 1000 euro che lo supera, quindi sai, uso credo sia un motivo. Poi credo si abbina a musica, sul suono della tromba, che si indica del suo organello, è per diritto, secondo me. Oggi tu vada più sul ballo orgoglioso, per esempio, si sta ripreso dai suonatori bravi, riprendendo proprio sulla tromba in Ramonnosi, ma non rende, non è diretto un dominio, e questo allego viene dessa risposta del suo pubblico, un preso. Si può dire, Franco, tu domanda a Michelino Voro, che sa tromba, dunque su suono a bocca, come suonai, come caratteristica tecnica, può dire che come suonai un organetto a 4 basci, se no a 8 basci, come te gusto su chi suonava in noi in Sardegna. È una cosa Michelino? Sì, io quando sono
non solo mi servo de era che arriva dai no, da dome, li diamo in italiano, dai bacio, ma appoggio fino a Sassalimba con accompagnamento. Certo. Ci vuole tutta una tecnica naturalmente che toccherà a conoscere. Su Orfu de Utturu. Bene, e tutta questa cosa si va a prendere da poter leggi a pizze sul libro che tu hai scritto. Ti vuoi tornare a Sezzi, Michelino, ti do grazie a cinoso andavo a pago a conosci altre cose. Andavo in Ovodda e dunque ci causo di comprendi meglio su ballo e festas. Rosella, tu hai questionato i festas de carnevali, ma tutto altre occasioni, non scetti questo. E su ballo c'è ancora una moda che da regola, tocca da si può fare questo che ho o c'è ancora una moda che regola su ballo in Sardegna e in Ovodda? Tanto, esas festas si regola con sempre una e di più da mantenere una serietà, ballare di schina, a essere serio, no? Magari pur andare repiccava su ballo, però di più ad essere sa persona di più ad essere come ti può dire, galana, no? Di più da distinguere da su balladore e sorballadore. A raseare poteva incominciare sul ballo serio, però mescamente sul martir di arraseare a sacchine di tutto sul ballo e lo caimo al galoia gai si andava tipo suonare scaggirombolo gai, no? Ma a custi divertenti su arraseare però non può su ballo ergai. Quindi sa schesta sa pure se so io non lo ca se us lo ca in carrasegare poi ti lo permetti sa chesta. Incominciavano a sempre, ma ricordo pure De Pau, no? E incominciano una pariga coppia, si incominciano, poi che fanno su cricco. Possono essere uno, due o tre, dipende dalla gente che veste. E poi su cricco di solito non si seano, no? Però una o due coppie potevano entrare a messe ballo. Si sfidavano tra esse, si diravano, io ballavo a mezzo e si che tornavano seriamente, si che tornavano Ecco, tu, Rosella, che sono adesso cricco del su ballo, dunque si impari in comunità, quindi partecipa, quindi vivi di questa esperienza di entrare in su cricco del su ballo, sta manifestando, sta andando Deo, faccio parte di questa comunità, ballo questo ballo, du ballo in questa maniera. C'è un altro documento, una testimonia del suo professore che è semiologo dell'Università de Castello, professore Francisco Sedda, che ha donato proprio indicazioni a pizzo di questa moda, del suo ballo serio, del suo ballo lesto, del importo umano che ha nel suo cricco e tutto a entrare su ballo. Io domando proprio piacere a sta regia si può trasmettere questa registrazione proprio del suo professore Francisco Sedda. Quando si cristiana del suo ballo sardo si pone di meda attenzione a suo momento serio, che si narra da finza pasau o su basso. Ma la verità è che su rituali del suo ballo è fatto di due momenti che tengono la stessa importanza. Su momento a sa seria e su momento allegro. Non finza del suo trinchitto, su momento l'estro, a onde sa maniera di ballare girada, si trasforma, si porta in un'altra dimensione. È una struttura del suo ballo meda di importo, poi in questo anda e torna, entra su serio e sull'estero, si produce una rausa energia e questa energia batti di tutto i che danzano a fai un brinco, a brincai a entra a su buido e commenti che sul logo buido a intro del suo ballo sia da commenti
una specie di magnete. E questa tensione a brincare, a vestire dai su circo, è uno dei momenti di desafio più importanti per i danzatori. Poi sceso che c'è questa possibilità di brincare, di ballare in arauso a sola, ma è un momento che deve essere maneggiato con attenzione. Poi se una barra da troppo a sola, è come che fesi di macco. Poi sceso si narra chi balla da sola è un macco. Si balla da sempre in parisi. E dunque sul rituale in arauso che è commenti che si li di un pago trampai, si li di portare a su centro, si fai brincare in questa dimensione, che è una dimensione di meda godimento, onde uno goza da, poi quando uno balla da sola può ballare senza tenere attrasa, come si può dire, costrizioni, no? Non c'è nessuno che ti liada. E dunque è un momento di libertà, ma per società, mescamenti, per società tradizionali, fidi un momento una cosa eccezionale. Tu i vodi si brincai, ma depi torrai a domo, depi a mostrare ai altri che questa opportunità non da gastasa andando troppo a intro, abbarrando troppo a intro del subbuido, ma scisi che questa libertà di depisi torrai, depi essere fin dal suo momento può mostrare che tu scisi che questa libertà non è una libertà di narauso totali. Tu depi torrai, depi abbarrai sempre dentro del suo ritmo comunitario. E dunque se bieuso questa dinamica rituali, bieuso chi esti commenti, chi su sa ballerina e su ballerino festi sempre in soro del subbuido. E commenti su ballo in questo ande e torra, su serie salligro, ballo su pasauso e ballo su l'estro, considerato che in sa festa de un tempo si ballaia da pro horas, no pro un minuto, su commenti fate in moi. E dunque uno si può perdere, può andare in berionisi, come si narra, in trance, e in questo momento che tu andas in berionisi sei a solo, se tu e tutto non ti intendi prusu, imparisi con gli altri. E questa possibilità di si verdi esti via de mala manera da sa comunità. Poitta s'idea comunitaria esti che tu depi sempre abbarraisi in contatto con gli altri, depi abbarrai carregare con gli altri, depi gosai de su ballo, ma sempre scendo chi sesi gosendi qualunque cosa. Non ti può dire lasciai andai de maniera totalmente libera. E dunque è come che uno fesi ballando in solo questo buido, poi tu sesi battio a fai su brinco, a ti perdi, a ti lasciai andare a questa maniera libera de attuai, ma depi sempre poni menti che c'è un pericolo a vai, che esti a andare incontro a sa comunità, a sa idea comunitaria di abbarrai sempre tutti in contatto. Beh, è importante questo intervento di Francisco Sedda. Patrizia Gugui, mamuiada, tu sei s'assozio di Santo Cosimo e Santo Damiano, su traballo cosa tua e fai proprio cicca, pizza e sa tradizione mamugiadina, e ricerca, cicca e studio e tutto, no? Poi pratica. Ti sei agattata entro questo che finna di Francisco Sedda e sta iccica, sa comunità di depi atturai uno a fatte su un altro, si depi agguantai bene, depi
a regolare su ballo, come te che si muove su ballo in mamugliata? È proprio gai, su passo torrao a sa mamugliadina, è proprio gai. E tenete in un momento serio e poi su momento si chinde la musica, si dà in un segnale, sor ballerinos, in una pressione sa mano e si ha ed esintrada, cioè os passos a da innantisi e poi si pinni a due volte sordinucros e poi si che torna da sé uso e si torna a singhirio de su ballo. Mescamente a raseare noi tenevamo su persone ben precisas i mandavano su ballo, addirittura regolavano so singhirio, se sa gente un meda si poteva e più singhirio de ballo, pensa a due, a tre spizza, su sta cosa è gallo famosa in vita, no? De sammenta una gallo de questo ballo so a tre spizza si sa praza de Santarughe. Questo si mandavano su ballo, poi potevano pure decidere di muttire una coppia, un uomo e una femmina, a su ballo voau, cioè che la iano issire a mesu de singhirio, pro ballare in mesu. E iano su mattessi passo, sia ed andosia e s'intrada. Quindi piniavano, iano a passo da innanti o a seusu, piniando sul di nucroso e giravano. Bene, noi io sapere dopo però, ballo che mi sei contenti, poi te moi ma voglio andare, sicuramente Giovanni Matto si è già preparato questo bello accoreddo, onde tenevo sul microfono, su suono, può amplificare il suono, può registrare il suono, ma voglio domandare invece se a Andrea Locci, proprio sicuramente moi entravo in Ovodda, dei circa cosa tua, dei documenti, dei cose che hai agattato, de Ovodda e tacesti che ti ha fatto bene a conca con qualcosa de contai? De Ovodda c'è una particolarità del suo carnevale, che è un mercoledì dell'Essia, cioè è l'unico carnevale che si celebra su mercoledì, sì, quando si usa in carese, ma questo è un segnale casinata da su carnevali de Ovodda, via un carnevale in cui si bestia da fuori sa libertà e sa gana de trasgredire di regola. Bene, dunque Rosella, su carnevali de Ovodda è una maniera di manifestare la libertà, la regola della società, di tu decidi. Non va regola. Non va regola. Non va regola. E poi, sapete, con Giovanni a Susono, una anticipazione su ballo e totto, un ballo tundu mi pare, no? Noi tenevo questo ballo che poteva un ballo regionale, su ballo tundu e su ballo de Sardegna e totto, ma d'ogni bidda, d'ogni luogo, d'ogni comunità tieni su ballo cosa sua, su ballo sardo, su ballo tundu cosa sua. Giusto due cose se si fa comprendere, Rosella, del su ballo, che sapere, una cosa che si può dire. Come ti dicevo prima, su ballo tundu incominciava tutto la schesta. Incominciava la chenia pure su ballo tundu. Poi a posteriori del ballo tundu si ballava sa danza, e è una particolarità della Barbagia Lollai, in Bidia si balla sa danza, o se non si balla di sosatera al Bidias. Forse possiamo all'ana us mandrolisai, non dico Dio sia posto, però balliamo una danza, e però tenere un ritmo diverso della danza e si balla da... Però in modo Rosella, io sapere su ballo tundu, infatti devo voglio domandare, può piacere, a Silvia e a Fabio, sì, può piacere, venite a noi in su studio, noi al centro del suo studio, Giovanni si dona qualche musica, esso si va in come te su basso e su balletto. Basta pago, non c'è bisogno di tu fai tutto, e tanti puoi bere su basso come in testi.
grazie a vosatrus. Posso ringraziare pure Sassozzu, Orocole, de Ovodda, che sa permittiu de votai una coppia che si è fatto bere su ballo, e Giovanni Matto e Totto che sono su sono, grazie a vosatrus. E visto che ho chiesto de sono, prima ero regionale pago pago a pizza sono a bucca, sa trumba, ma in moi mi da pragi, visto che a su sonetto, su sono, su organitto, si usa da meras cosas, ed usa torrai usai dopo puro, su professori Marco Luzzu, etnomusicologo dell'Università di Castello, si ha preparato una scheda, e sa seconda ne sa berirare, perché ho fatto già ascoltare un'altra con sa voce di Maria Barca, e poi invece sa tenni sa voce di Bustiano Piloso, che si conta da s'importo umano che tiene su sono in noi in Sardegna. Su sonette est un istrumentu mesu mastrinu, che è lompido in Sardegna gento che in bantanno scommo. Già in sos anno il 20 del sottigentos, in una scantas capitales europeas, aian brevettato istrumentos simizzantes, che su 1863 sono isteti al mezzorado da su mastro Paolo Soprani, che via desalmarcas, sa regione che Galuoe produì su bono dei sonettes che si sonen in Sardegna. Su sonette appartiene da sa famiglia dei istrumentos all'imbeddu liberu. In cada una de sal duas cassettas che su sonatore podera consalmanoso esti serrato uno dell'aio de linna su somieri, in ue un fissato sull'imbeddo de metallo, e cada l'imbeddo suona ad una differente nota musicale. Sal duas cassettas sono ligatas a pare con un folle, e sta berzende tanchende su folle che su sonatore invia saira sul due somieris. Imbattichendo sul buttone scollocato in ambas cassettas abberi salvalvolas, che lascian colare saira sull'imbeddo severatos, produendo gasi su sonu che redisse. Cada buttone comanda due l'imbeddos, che giocan due notas differentes. Una quando s'abberi su vodde e s'altra quando si dancada. Con sa mano diretta si suona sa melodia, con sa mano manca sul bassos e sos accordos di accompagnamento. Su sonette l'ompito in Sardegna s'accabbo de sottigentos, e in pagos annos sei si spartinati in totus albiddas, impreado a bortas per accompagnare oghes e altros istrumentos, ma med al bortal finzas a parte i soro. O in dia in Sardegna bamizal de sonadores, e medas su un mastro di primmaria, che ischi in sonare con valentia e arte, ma i canto il balloso de sa ricca tradizione desisula nostra. Bene, se ho tornato su un pari e ho conosciuto meglio su sono, grazie a queste informazioni che si ha donato su professore Marco Luzzu. Ma in voi non usai, Michele, scetti su sono, su sonette, ma è un mera strumento. Infatti, se sono quadretti proprio tutto sul gruppo, ho i punti in 5. È sempre Icci che accompagna i ballo su un prazzo o è scetti po' granno vali che abbiamo su tutte queste formazioni? Proseatero, omo giù pur de porta si sono a goi, si sono da un sorgonetto, spipiolo, tumbarino, triangolo e savoe. Prima di arrivare al sorgonetto però gasettotto si ballava da un spipiolo, triangolo e tumbarino e savoe. Si poteva ballare a un cordo, su balle cavoi, su ballo tondo. Calle uno lo suonava da fisarmonica, calle uno a sonette a bua, e poi nonna mia lo suonava, può era un esempio. Sormannos ontana, sos anzianos ontana, ando non bevo di suonatore, lo ballavano sola pure noi non l'abbiamo sola. Non l'abbiamo E stai Franco, in ogni medalloso si balla ieda su ballo a poche sola, no? È vero, fino a noi si monteranno su più o meno è su grande Michele. Hanno non vai a tenore, viene a boe solo, pure tenore. Beh, posato in Orgosolo, in Fonne, Mamugliata, in ogni luogo, sa bravacia de Olollai, c'è su canta tenore, c'è la tradizione manna. Mi da piace intende a tu, Franco, a pizzo proprio de questa moda de sono, che mi pare che mi era borta se non su ascoltauso, su pipiolo in una modalità, in una tonalità, si organizza in un'altra. E è una cosa
bella mera, altra volta invece tenti sa proprio tonalità. E in noi come testi, domando a Michele e a Franco, questa cosa che è particolare, pochini nada, sono tampari ma non tendi sa proprio tonalità. Io se permettermi cose, no? Certo. Da esterno di ammonare e lo vedo in piagare sempre giusto. Non è una dia proprio la conferma. Hanno sai, abbiamo fatto su Redentore, andava diviso su Redentore diffuso, no? È una dia dedicata al suonatore. L'abbiamo fatto su Sant'Onofre. E mi sono proprio confrontato il suo gruppo e io rappresento a Michele. Mi fa piacere una cosa, che tu ti ricordi, ma da organizzare questa festa, in Bollinai, capite una cosa bella, mi fa piacere. Proprio qui, abbiamo messo su pizzone e abbiamo detto, ma mi ha dato proprio piacere, ma mica sul periodo si gioviamo, suonatore, o hanno un pipiolo, o in là, o in sol. Cioè, sono venuto a pare. Bellissimo. Ma sta agradando proprio questa cosa, sì, spontaneità. Ecco. Questa è una cosa bella di adesso, poi non è che dei pizzichiri sa moda dessa musica narauso, questa casi ligidi e si suona in conservatorio e tutto. In noi è su popolo che ha dicevo che si anda bene a saggenti de gavoi. Bollinai che anda bene vototti, Bollinai che si arrepiti in questa moda diventa tradizione, e questa tradizione non si tocca, si vuole ti fai crescere. E dunque a me mi ha da fare piacere ascoltare intanto sul ballo cantao, sul ballo tundu cantao, dunque questa è una cosa che sa da fare piacere ascoltare e biri con sul ballo. E Michele, tu hai da andare con Sara Lai e con Valentina Costeri, si diponisi in noi, si fa dei biri come te su ballo cantao, e tu cantanta, tu sei presentato su prima, Mirko, Iba, Marco Soru, Nicola Costeri, Pierpaolo Lavra e Daniele Soru. Questo è sul gruppo dei 5 suonatori e cantatori de Gavoi. Beh, Dorrau, grazie al suo gruppo del Gavoi, questo bello assozio che si ha portato il sonus e si ha donato la possibilità di bene su ballo che si balla in Gavoi, uno dei ballos che si ballano in Gavoi, appunto di Adero Beras, e noi intendo più su ballo tundu, ma cantavano, scetti suonavano con tutti gli strumenti su che io più. Dunque si poteva tornare a Sezia, ci tornavo su questa regione nostra, poi a pago su tempo si sta spaccendo, poi ci si attende innanzi, devo che sempre sul cronometro che mi dona la regia e mi dà di andare all'estero e tutto. E passai questa parte, Benese, proprio in noi, ci passai
Ecco qua, manda bene. Torresa Assezzi. Poi andavo subito mi pare che manca scetti Mamoiada, no? Non è usa ancora bio su ballo de Mamoiada, vado passare ancora a voi, grazie a vosaltri. E tu che sa, Mamoiada c'è questa tradizione manna, è un canto a Ussertu, canto su ballo, sonao con strumenti e tutto canto, e su Grannovale, dunque in Mamuttonese, che punti un'altra cosa. C'è una relata, Bessesi impari, come te sul rapporto cadenesi a pizzo e su gruppo, delle formazioni dei Mamuttonese e dei Mamoiada. E sta capiao su gioco su Grannovale e dei Mascaras, dei Mamuttonese, impari a su gruppo e si associa di osatros, o ognuno va andare s'arruga cosa sua? No, in Bidda vi sono metas associazioni, si occupano da cada una del suo settore suo, naramus. Vi sono associazioni che si occupano del suo ballo, associazioni invece si occupano proprio dei Mamuttonese e dei suoi soldati. Ci sono due associazioni del Mamuttonese. Sì. E due associazioni pure si occupano del suo ballo e delle tradizioni pro stumene, pro insomma. Sa Deus Atrus è dedicata, intitolata a Santo Cosimo e Santo Damiano. Questa è una gresiedda che c'è accanto a Sabidda e Tottu. Deus andava, mi pare, in uno scanto 30 anni a ora, mi da ricorda ancora un luogo di Adeus che tiene una storia e maia bella. C'è sempre questa bella festa angoni, si fa sempre questa bella festa, Zadie de Santo Cosimo e de Santo Damiano este su Vitiserde Apidanni. Este un santuario, a vasa Messias, vesa cresi in mezzo e in giro tutti a Messias. Messias vengono usati da nuginantes. E stanno in cui non pensi pro sardiere de saesta, ma tutto esistiu. Cui è andata su mese de lampa, dar vinas a saine saesta. Cristiano Posatros Casesi, come ti hanno due migranti dei ballus, andai in tutte queste feste con si scola cosa tua, ma isatra si scola se no, no, dovevo troppo pregeri, non potevo poi essere obbligato a... No, certo, ma questa cosa bella è stata in questa vita ad agattare questo ballo, ad imparare con sargenti in soro. Questa cosa più bella andare in sbidda poi spesta cosa in soro. Ci funti che in una volta che questa cosa non anda bene nel senso che dopo tenni educazioni questa sapremo ed è la prima cosa che bollo da questo che venite a me. Ma devo pubblico una volta una festa che hanno fatto proprio una mugliata che non fa niente entrare, giustamente questa festa cosa in soro e dunque se chi ne vuole parlare devi fare parte di questa comunità e devi essere della mugliata e dunque questa cosa a me mi piace in me. Poi dopo c'è luogo e tempo su prodotto, certo. Però in un momento su d'importo è bene che ci sia tutta questa comunità. C'è una testimonia della mugliata che non è in archivio, ma in un libro di narrativa di Antonio Ballero, di un Zua, pubblicato nel 1896, che sono su ballo che si va a capo della messa su Domenico. In questo libro parla di una famiglia nobile di Mamoiada e le femmine di questa famiglia non potevano andare a ballare poi diventano nobili, non potevano ballare con questa gente. Ma come che è spacciata questa cosa? Dunque, se noi è questionato sul ballo Matteo Sapollibiri, dunque, dopo fare un cambio però, Giovanni, tu la sai, su sono tu, Alice, Alice può andare, la strada attaccavo e usa su sono tu cosa tua, mi pare, no? Poi andare, passa innanzi a delle camere, non ti preoccupi, se tanti sta regia già cambia, già si arrangia. Ci mi fa dei biri, proprio su Vasso d'Orrao a Sama Mogliadina, è un nao, che tiene una caratterizzazione particolare, poi in tanti a Sama Mogliadina, tu sei già de Meda e Totto, mi va di che proprio su Sonatori, Mondo Vercellino,
ia da Battiao, questo ballo a Samma Mogliadina, e Incidio e Totto, mi pare un disco. Non solo Mondo Vercellino, ma Vince Armario e Francisco Bande, Muttini su Passo Torrau proprio Samma Mogliadina. Ecco, poi da Duzzeria da Samma Mogliadina, tenere una moda particolari rispetto a su ballo su Passo Torrau, che si balla in tutto sa barbagia, teni sempre questo tempo di su Passo Chidorda, sa doppia struttura musicale, questa moda piegare per qua con genuco, su due bottas. A Mamoiade sta ici come si balla in un locus o teni una cosa particolare? No, è su nostro, lo spasso sono i uso. In teruve va a trarre variante, se s'assimizza, da però non è uguale. Su Passo Torrau a Samma Mogliadina è un ballo rigoroso, austero, serio. Sospedes quasi non si pesano da terra, istrissiano in terra. E poi questo fatto sia quest'entrata non è comunque un entrare a mezzo di singhirio gai di un imbronto o a sasola. Si dà su signale, si entra da tutto paris. Una parte del suo ballo si dà su signale tramite la pressione del mano, come narravo prima, e si entra da impari vinas a mezzo del singhirio. Non si entra da sasola. È meda regulau, si torna di sé, poi come ti narraria su professore Bandino, quando punti pronto, quando è tutto su intenti. Teniamo pure un altro ballo, io sono un po' più allegro, io sono Sartio. Sì. In cui c'è in fonne pure, mi pare, su Sartio, no? Ma se non sei differente, sei via su lumene. Ah, siete su nome? No, è via su lumene. E cambia adesso? No, è un ballo differente, su ballo Sartio de onne. Este mentre su balle 3 e via te ne due spazi e due battute. Bene. E poi mi ha piaciuto, visto che Deuso bene contavo questo ballo, a domandare a Agostino Mele, che è il presidente Giofonetto di questo gruppo, e Eleonora Ladu impari con su sono di Alice e Ladu, la cosa bella, questa picciocchetta giovane, che sirichi, questa tradizione dei sonadori e dei sonadoras, poi te moci di punti medas, Franco, grazie a Dio, teneus, meda, veramente vada più questo incremento delle risorse, grazie a uso. Vada meda spezzino è realtà. La Sardegna si può vantare da essere sonadore se realtà davvero. Tu Riccardo tenis una scuola pure di organitto, come te? No, non de... no. Ti da quanto sto tu vuoi questo che sci? Questo sono l'ego. No, lo seguo quando si imparano a mancare una sonadore e poi su balle vita è un ritmo particolare, quindi lo seguo in questo settore. Però mentre un anno fa quando per me da Piloccoso e pure Piloccas. Sì, zona me da bene. Da seu vieni compreso umano, poi mi pare che appunto già non riuscivo si punti proprio più brava se tutto del nostro sommi, non riuscivo, cosa intendi Alice? Patrizia. Alice è sanetta del succhicheddo beccone. Ah, e il succhicheddo beccone è un suonatore famoso di organitto teatronico di Mamuiada. E dunque se di Arereu che temi di questa. E il succhicheddo si aveva inventato pure una variante musicale di su Passo Torrau. Este su Passo Torrau a sa becconina. E su Passo Torrau plus alligru, cante plus alligru. Dopo io pensai che non tenevo su tempo non ci sta volendo, ma pensai che quando arriva in Sardegna su Sono, mica ci viene il repertorio. Dunque, toccata a piegare sa moda del ballo che si faceva prima con altre cose, o ballo a tenore, o alla uneddas, o a tramodas, a poche sole, e tutto canto, e il primo suonatore, già da Savini, del 1800, quando è arrivato in Sardegna, si può inventare una struttura, no? Una architettura, voglio dire, de nodas, che funti i frasi musicali, poteva unire proprio il fueddus del suo sono, e dunque a pago a pago questa cosa cresce, ed ognuno di questi artisti sta densando, proprio creato questo bello repertorio che è diventato patrimonio e ricchezza del Rottoso. Dunque si dice, se sei pronta, ascoltavo su sono e via come te su ballo manuale.
bene, grazie a Diaderus Alice, grazie a Bosatrus che ci ha donato possibilità di bene su ballo serio di Diaderus, è proprio un po' ma rigoroso, come si chiama? Mala sorte, grazie, potete tornare a Sezzi. Beh, noi già hai spacciato tutto questo giro. Alice, tu la Sezzi Angunisi, non ti preoccupi, Alice, tu la Angunisi, no, non ti... come togli tu, ecco fatto, si torna da Sezzi Angunisi. Ma voglio tornare grazie a Rosella, grazie a questa possibilità che ti ha donato, si fa conoscimento su modas, un scanto cosas su ballo de Ovodda. Ti faccio anche una cosa, scusa se mi posso permettere, no? Ando prima suggestionando di ballare in questa occasione, no? Questo che succede però sul 1933, con morto una marzana a due spede che andava a pinnare bestiame a Zenu. E questa femmina cuce le zande, su trigo, le piane alto, cuce le zande e la nasa vina si spavenne da allinare sul rosario sul morto e andò comincia a vai ai vento. Invece si ghiasse le zare e andò un teo per conto suo, poi andò che torna a vina, l'andò in calana un posto, sempre se le zande. E Sachizza però, Sachizza usato su fradileggio, teneva issa selezzande e ad antau, l'ana posto sa sala, issa da antau, l'ana posto sa sala, su garriao de arter mala sprenu, non lasciava Sanzenu, e su mentre selezzava de udor ballavano. Fantastico. No, 1933. Ti fa subire una fotografia invece del 1906. Mi dava bene un ballo sardo in Ovodda, ci punti già uomini si vestiuso in modalità differenti. Questa è una festa di Goya, mi pare, no? No, con i vennero due filicipito, oggi si è ciclista, si usava su filicipito. Uno con un conte arrivavano da Torino con appunto in bicicletta e su cavalleri, tanto pure su personalità più importante della vita, aveva organizzato questa festa di questo ballo, di questo filicipito. E avevano ballato su concordo immesso e sono stati in questa fotografia. Si vede Galo, mentre prima non si ballava da usare mano sul braccio spiago, ma si ballava a mano alada. In teatro pure sono sommine, in cui non sposati, sono irru, e si scrivono in cui non sposati, si sa. Si viene pari, o juvaos o parente, pure sono parenti. E poi a Sacchina del 1920 capiamo la moda di noi, ma su Puite a Calli uno ha creato che vestire samani su porte di sa veste, tanto l'hanno fatto uno. Andà bene, grazie a Rosella, grazie a Cristiano Cani, grazie a Riccardo Soro, amico mio, il bello suonatori e animatori di Sabida, Patrizia Gungui, grazie che ha raccontato me cose di Mamoiada, Andrea Locci, tanti noi su ogni gira, già, dunque a Torraia si conta le cose di questa cica che ha fatto lui, Michelina Mulas, questa cosa bella, Fonne, è proprio un luogo di spanto, con tutta questa bella tradizione, si può sul ballo, dopo più milli porta sa festa che va su, come si narra? Martiri, sì, una bella festa di Aderus, si andava milli porta in Guni, è sempre un incanto, dunque mi piace, come è un incanto, questa festa che si fa da mese a Usto in Orgosolo, a no, Franco. No, veramente è stata una bella giubiata, insomma. E poi Gavoi, non dica non c'è festa, non c'è tipo Grannovali, ma mi pare non paghi tu sempre. Grazie a vosaltros, grazie ai suonatori, che si Logo, Gavoi, Ovodda, Mamugiada,
poi onne, e dunque grazie a vosaltros, ai coppias, e grazie a chi ne sa risichio, poi è fatto una cosa bella a seguire questo programma, non tanto questo programma, ma proprio un po' comprendi meglio su questa bella faina che si fa in Sardegna, possiede come si fa danzando, grazie a questa testimonia e come te oggi su ballo. Poi questa cosa che mi piace a fare passare è che su ballo tenere una rete umana, una tradizione umana, ma oggi è tutto, è una pratica via bene e stai bene, cioè da badant ancora, questa è una cosa manna e bella che mi piace a contare. Si piace a intendere altre cose dei ballos cosa nostra, stasera che bene di usare un altro luogo, di andare a scruccugliare cose e dunque se usare sempre con arrasto grazie a Produzioni Sardegna, grazie a suo progetto Imprentas della regione, ma grazie a tutta la squadra che ci traballa e a vosaltros che si sigheis. Questa vaina è stata fatta con l'aiuto della regione sarda, Imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.